Buongiorno da Leandro Maggi, buongiorno da Taglio di Po. Siamo con un gruppo di pescatori perché si parla della secca del Po, l'abbiamo visto anche in vari programmi nazionali. La domanda è questa: è una cosa normale? Succede ogni anno? È normale? Cioè, mi dicevi che è normale. Cioè, È normale. fine dicembre, primi di gennaio è così. È normale, è normalissimo, l'ha sempre fatta sì capo. Ma nella parte alta, tipo Mantova, che fanno vedere di spesso, cioè, è perché non tirano via sabbia? Perché gli tira brisa via sabbia, al letto, al sa. Infatti basta che faccia un metro d'acqua, il Po è in piena. Non bisogna che sia in piena, anche un metro d'acqua è più solo, basta. Cioè, perché se ti tiri brisa via la sabbia, al letto del fiume, al cielo sarà sempre. Vai a vedere a Stienta cosa c'è. C'è un altro fenomeno tipo i canali di Venezia che sono secchi. È uguale come fenomeno, cioè, ma è determinato anche dalle maree o cose? Le maree e i sedimenti. Perché in Tregolene anche più acqua? Primo perché incava più la terra e secondo perché sono abbandonate. Terzo, ogni piena che fa al depone. Quando che invece cavava la terra per fare il predio, anche era sempre acqua. Noi vi ringraziamo, naturalmente ne sappiamo un po' di più. Ringraziamo gli amici pescatori e naturalmente monitoreremo il nostro grande vecchio, questo Po straordinario che ci domina ed è sempre qua presente, che ci preoccupa e ci affascina.